Oggi dia per essere una die de importu pros as indagini che pertoccano all'omicidio de Erika Pretis, a giovana de 28 anni de Pralungo in provincia de Biella, morta domenica Manzana in una domo de Luvraili in San Teodoro, dove vite in feria in San Morao Dimitri Fricano, 30 anni de Biella. Erisi su procuratore capo de su tribunale de Nugor Andrea Garau, a su giovano l'ha iscritto in su registro de sos indagaus che si accusa di omicidio volontario pro poter facere uno scanto d'accertamentos tecnicos. Oggi di fatti si spida Santo Francisco de Nugor han avattus anatomia sa femina morta, si spera este di accattare elementor de iudu pro confermare su conto de San Morao ricoverao in si spidale de Terranova. Fricano ata a su magistrau l'annau chi Losana Cassaos a metà de Manzano in domo si vina maniande pro andare a facere una gitta a Sapizzocca l'hanno avverta a trucco che non li puzzone de cucchina mentre se a issu l'hanno avattu vertas e pistaduras. So carabinieri de su nucleo investigativo de su comando provinciale di Nugor hanno analizzato bene su locco pro accattare trattar de altre persone. Sa relata de giurista de Castello su risultato de sas indagines e de anatomia di anade per rispondere a sardudas de sos inquirentes e finza a dare un numene a su mortore de Erika Pretti. In Nugoro su Comitau Trenitalia Nugoresu coordinato da Esabocau Claudio Solina si chita collire sar firma spropedire de vaccher una linea ferroviaria che andete da Nugoro a Macumele e finza a Sosateror centro de sa Sardigna. In un documento su Comitau ammenta attacchi in capitanne in sa tratta Nugoro Macumele di ande per entrare in servizio so streno novo so costauso milioner de euro chi van a ponnere per andare proprio da Nugoro a Macumele un'ora e 20 secondo su Comitau su tempus estroppu. Questo tempo usi di appodere minimare mezz'orande sa linea in entrata a Sardo Arbidas a currezzeno una paia de curvar mezz'orande sa sicurese ponendo so semaforos automaticos e previdinde i scalos pro permettere cursar direttas ad Nugor a Castello Tattari e Terranova. Su Comitau aumento vande susi studio del professor Gianfranco Vancello des Universidade de Castello pessa chi mancari siat una ferrovia e scartamento minimao si podet arrivare a velocitades de più de 100 km a sora chi diana minimare su tempus de percorrenza a 40 minuti o che in coincidenza sa che in sostreno pro Castello Tattari e Terranova. In prusu sempre su Comitau nata chi bidi anche Kerrere assumancu batto scursas assadie per arrivare a Sosportos e a sos aeroportos sardos. Prosu chi pertocca su gastu pro nu tracciao a alta velocità de bichere 9 milioni a chilometru pro assicurare a sostreno una velocità de 100 km a sora e dunque di accostare pruso mancu 100 milioni di euro. Su Comitau propone te vinas ad evacere un collegamento ferroviario Nugoro-Sa Caletta e sfruttando su cammino vezzu prosini scola sa provinciale Barantachimbe pro non facere esproprios e gherrare chinatera spelear burocratica. Una ferrovia che si dia pode spuru vacher arrivare a Terranova che in investimento su chi diana dare postor de traballo e che diana vacher essire sar zonas internas da esisolamento. Pro mezzorare sa sicurezza de pedones e vetturas, in carrera Don Bosco in Nugoro sun facendo una rotatoria nova pro andare a Viale de sa Resistenza. Dai quando sono creschi a sas attividades e commerciali, di fatti si sta aumentando su traffico e sus incidenti spuru, ca pro mudare su senso de marcia, sar macchinas s'attrivian a facer manovras proibias brincande che sa corsia. Sa rotatoria nova ta permettere de mudare direzione senza pericolo, este prur minore de sas atteras fattas in Nugoro, ma risponde a sos obiettivos dell'amministrazione comunale, che sono cussor de garantire sa sicurezza de mezzos e pedones e dell'estrire su traffico in un tretto de importu pro sa circolazione in essia cara sa 131, che in questa rotatoria duncas non va pro bisogno de che va che falare a zossos ar macchinas a Viale de sa Resistenza pro girare e mancu delir facere manovras a trivias. A barra galus a rotatoria provvisoria prosi supra in carrera Don Bosco, ma su comune a avviare cantu prima so straballos pro sistemare tutto caso traffico est in creschida e toccata de garantire sa sicurezza de mezzos e persones.
Con l'ire dinare provinanziare due missioni in Argentina, ove una crisi economica cronica tacaionao povertades sempre sprusi sparghinadas, e s'obiettivo desarfizzar de Santo Giuseppe chi quest'anno pure una promuovusa mostra mercato missionaria, una doppio che oramai este una costumanzia arribao a saedec ediziones a maniau su centro polivalente de carrera brigata Tattari in Nugoro che in su patrocinio des'amministrazione comunale promedio desassessorao a servizio sociales. Sa mostra aperta su 9 de Lampadas, sa poter visitare vinzesa su 23 a Manzano da esa 9 a sa 1 e a Sero da esa 3 a sa 7. In mostra si potete viere artesania tribale, vestese tradizionalese, panno, squadros, prendasa. Su valanzu desa vendita ta permettere a Sarfizzar de Santo Giuseppe di azzudare esas popolazioni prus poveras de Buenos Aires e Cordoba. Un contributo minore pro torrare ispera chi è pro naschida o pro casor de sa vida non da più mai o la perdia. Un ponte de solidariedade intre Nugoro e Sargentina in un mundu che imbezzese ultimamente spessande a fravicare pezzi muroso. La Bintus a Sociedade Macumeresa Pizzinnoso de Macumele su quadrangolare de Vubbalu riservava sa categoria giovanissimi regionale promoviu Zappadu da esa Sociedade Polisport de Nugoro in s'impianto sportivo de Bado e Carros. A su torneo hanno piccau parte Polisport, Pizzinnos Macomer, Atletico Olbia e Oliena Calcio. In semifinale Pizzinnos ha vinto pro 3 a Nudda a Suliana, in sa seconda semifinale Sormerer de Dommo de sa Polisport hanno vinto 1 a Nudda Kins Atletico Olbia. In sa finale pro su terzo posto Giuliana ha vinto a Sorrigores Kins Atletico Olbia e a Pustischisa a gara fitta acabata in pareggio 3-3. In sa finale pro su primo posto so Spizzinnor de Macumele hanno vinto Kins Nugoreso so proses a Nudda, ma sos atleta ardesa Polisport si sono impinnao ormeda e hanno giocao una bella partia. Sos organizzadores queriano ponnere a confronto battoro desasprus interessantes scolar de Vubbalu Sardas e mostrare uno scanto giocatore erbalentese. Su presidente desa Polisport Salvatore Boeddu vi contentumano prosaresi sia de su torneo, grazie a su traballo organizzativo de dirigentes e tecnicos e genitore desa sociedade che si sun trattesos a tardumanno prosichire tutto canto. A sa cabu de Lampadas sa Polisport a facere una conferenza stampa prova a vedere de vainas e progetto fatos in si stagione sportiva 2006-2017.